Benvenuti, oggi è lunedì 30 dicembre 2024. Il sole sorge alle 7:14 e tramonta alle 16:51. La luna si leva alle 7:06 e cala alle 16:09. Oggi la Chiesa celebra San Felice. Il nome Felice ha origine latina con evidente significato. Oggi, 30 dicembre, è la giornata nazionale delle Filippine. Conosciuta anche con il nome di Rizal Day, commemora José Rizal, eroe nazionale e figura simbolica della lotta per l'indipendenza del paese, vissuto alla fine del 1800. È una giornata di riflessione sull'orgoglio nazionale e sulla libertà. Vari festeggiamenti vengono svolti in tutto il mondo, in particolare in Italia. Il capitolo di Firenze dei Cavalieri di Rizal svolge una cerimonia in cui vengono eseguiti gli inni nazionali italiano e filippino, seguito da offerte floreali. Il progetto, svolto dalla comunità, proseguirà con progetti di ricerca legati a Rizal e alle Filippine, con particolare attenzione ad aree che creano nuove conoscenze sui legami tra il popolo filippino e quello italiano. Auguri per i 78 anni di Patti Smith, la sacerdotessa del rock. Con la suggestione dei suoi testi, la cantante statunitense è stata una figura rivoluzionaria nel panorama musicale degli anni 70. Una curiosità che forse non sapete: nel 2019 le viene conferita la laurea magistrale ad honorem in lingue e letterature europee e americane, presso l'Università degli Studi di Padova. Compie 40 anni LeBron James, che contende a Michael Jordan il ruolo di più grande cestista della storia. Soprannominato il re e il prescelto, negli Stati Uniti ha vinto 4 titoli NBA. Nel 2021 è protagonista e co-produttore di Space Jam: New Legends. Infine, buon compleanno all'imprenditore Diego Della Valle, oggi 71enne. È azionista di maggioranza di Hogan e Tod's, colossi del mondo delle scarpe. Nel 2020 la famiglia Della Valle dona 5 milioni di euro al Fondo della Protezione Civile in occasione dell'emergenza Covid-19. Ho amato, ho riso e pianto, ho avuto le mie soddisfazioni, la mia dose di sconfitte, l'ho fatto alla mia maniera. Sono i versi della canzone che Frank Sinatra registrò il 30 dicembre del 1968. Nemmeno The Voice sospettava che My Way sarebbe diventata l'inno del mito americano del self-made man, l'uomo che si è fatto da sé. Ma può l'intelligenza artificiale prevedere l'imprevisto? La risposta è sì, e le applicazioni sarebbero di estrema importanza. Il nuovo algoritmo per auto autonome può prevedere l'arrivo imprevisto di persone, ciclisti o oggetti in movimento nascosti dietro barriere visive. A differenza degli attuali sistemi di guida automatizzata, che spesso faticano a rivelare oggetti coperti alla vista diretta, questo nuovo modello calcolerebbe la probabilità di presenza di un ciclista o di un pedone, ad esempio dietro ad un camion parcheggiato, nel momento in cui avviene l'avvicinamento. Buon inizio settimana ai 12, mentre ci prepariamo a salutare l'anno vecchio, la luna oggi si fa paradossalmente nuova. Vediamo cosa accade nello zodiaco Ariete. La formazione della luna nuova in Capricorno è proprio un bagno di luce per voi. Oggi forse siete a terra nella realtà, avete bisogno di nuovo di affondare nella vostra quotidianità, quindi dopo i bagordi di un weekend intensissimo, adesso vi occuperete di nuovo della vostra vita. Toro, quanto mai splendida e parla di rinascita questa luna nuova, proprio perché accade in Capricorno, quindi intrigono con voi, assolutamente corroborante e foriera di tante belle novità a livello energetico, anche perché vi serve contrastare quella Venere che proprio non smette di fare i capricci, ma per risoluzionarla c'è tempo. Gemelli,
La buona notizia è che la Luna dismette l'opposizione, quindi l'umore torna relativamente un po' più saldo e la formazione di Luna nuova in Capricorno promette una serie di sistemazioni a livello familiare e patrimoniale. Cancro, oggi è proprio la vostra dea, la Luna, a dare spettacolo nello zodiaco, proprio perché sta facendo di tutto per gestire una faccenda molto importante tra voi ed il partner. Oggi i tempi sono maturi per prendere una decisione epocale in amore. Leone, giornata oggi molto interessante proprio perché le condizioni planetarie si spostano un po'. Oggi potrete dialogare e soprattutto elaborare una serie di informazioni che avete ricevuto negli scorsi giorni, curiosi come non mai di gestire un po' gli elementi che avete per scoprire il bandolo della matassa. Non siate troppo sospettosi. Vergine, oggi la Luna fa un bellissimo trigono come luna nuova ai vostri gradi, il che parla proprio di rinascita. Siete finalmente riusciti a riprendere in mano le fila dei vostri sentimenti e della vostra vita affettiva. Continuate così e non mollate mai, potete sempre migliorare il vostro rapporto affettivo se solo riuscite ad avere il tempo per gestire al meglio le cose. Bilancia, una luna nuova di quadratura, il cielo vuole dirvi che avete bisogno proprio di rinascere, di abbandonare un po' tutta una serie di cose vecchie di quest'anno per nutrire ambizioni molto più possenti al lavoro nell'anno nuovo. Ed è proprio questo il leitmotiv di questi 2 giorni ultimi di quest'anno, che saranno per voi all'insegna di una programmaticità ambiziosa e assolutamente luccicante. Scorpione, giornata oggi molto bella proprio perché riparte la comunicazione e vi sentite di nuovo felici di socializzare, uscire e di essere di nuovo al centro dell'attenzione di chi amate. Non mancheranno le attenzioni, ma soprattutto la voglia di essere brillanti nello scambio con il partner. Sagittario, giornata oggi che vede abbandonare la Luna nei vostri gradi per farsi nuova in seconda. Buone notizie a livello economico, quindi gioitene proprio perché è una Luna che configura un augurio nuovo per il vostro nuovo anno, che è fatto di investimenti molto più solidi e ampi. Capricorno, siete i protagonisti della giornata proprio perché la Luna si congiunge al Sole e si genera la Luna nuova nei vostri gradi ed eccovi rinascere più forti e possenti che mai. Oggi è la giornata giusta per sentirvi proprio al centro del vostro mondo. Acquario, la formazione della Luna nuova nella vostra fantasia, nelle vostre emozioni, nei vostri sentimenti che vi fanno sentire un po' perduti. Come buon proposito volete abbandonare a quest'anno una certa stasi per vivere un anno nuovo decisamente molto più nuovo ed intenso. Ci riuscirete? Beh, la rinascita della Luna sembrerebbe proprio auspicare questo. Pesci, giornata oggi con una luna di rinascita in un campo a voi molto caro, quello amicale, quello che dà stimoli in continuazione, socialità e gente nuova e magari un bagno di folla sociale. Questa sera saranno proprio il leitmotiv della giornata, quindi mettetevi in ghingheri e brillate come più potete. Costava $1.175, un prezzo troppo alto per la stragrande maggioranza degli statunitensi. Il primo televisore a colori messo in commercio il 30 dicembre del 1953, ad un ventennio di distanza dal lancio del bianco e nero, non ebbe quindi un successo immediato. Passarono molti anni prima che si diffondesse. Forse è arrivato il caso di dirlo. Fa un freddo cane. Esistono diverse interpretazioni riguardo questo detto. Qualcuno attribuisce il motto al fatto che la morsa del freddo sia simile a quella di un mastino agguerrito, ma probabilmente la più plausibile fa risalire tutto all'antichità, quando i cani non vivevano nelle case, ma venivano tenuti fuori dall'uscio. Quando arrivava l'inverno, quindi, i cani erano quelli che soffrivano di più il gelo e ciò avrebbe dato vita al famoso detto.
Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. Pochi incarnarono l'amore romantico e folle come Percy e Mary Shelley, scrittori inglesi vissuti nella prima metà dell'Ottocento. Poeta lui, autrice del celeberrimo Frankenstein lei. Nella loro storia grandi fughe, tradimenti, spirito ribelle, la perdita di una figlia e la depressione. Ci salutiamo con la frase del giorno. La musica è riconciliazione con Dio. Anche il nostro appuntamento di oggi è volto al termine, ma non preoccupatevi, vi aspetto anche domani per trascorrere l'ultimo giorno dell'anno insieme. Buona giornata dalla vostra Martina.